Buongiorno a tutti amici di TeleG, ormai direttamente da internet, da web, sulla nostra pagina www.teleg.tv, quindi do il benvenuto a questa puntata di Biazantes, dove abbiamo ancora una volta con noi Bruno Lombardi. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti. Ben ritrovato. Grazie. Ti vedo bello rilassato, Sì. Anche perché oggi non ci allontaniamo da Sassari, a quanto mi è sembrato di capire. Infatti. Oggi parleremo di musica, parleremo di canto a concordo Canto a concordo di Sassari. di Sassari, Un po' addirittura. un sassarese, magari fa vediamo che cosa. In sassarese. Sì, è importante perché, sai, la settimana scorsa abbiamo parlato di simboli nell'arte, no? Eravamo a Bonorma. Oggi invece parliamo di simboli scritti che poi vengono pregati e vengono cantati. Molti non sanno del canto a concordo, che è una pratica a Sassari che è praticamente sparita da qualche decennio. Io ho cercato e sto cercando di riportarla con un progetto appunto di cantori a concordo. Ogni tanto riaffiora, soprattutto durante la settimana santa, più o meno. Oggi no, perché quello è un altro tipo di canto. Noi stiamo cercando di riportarlo con le registrazioni, che quindi mi fa piacere appunto fare una citazione doverosa per Pietro Sassu, il grande studioso che ci ha regalato anche delle registrazioni su cui io ho studiato molto, e poi citeremo Remo Branca certamente. Un altro personaggio importante per me è Gavino Gabriel, quindi stiamo parlando di personaggi che hanno veramente interagito con questa espressione musicale. Gavino Gabriel tempiese, Sì, Gallura, sì. E quindi parliamo di un arco di tempo in cui il canto si è sviluppato in un certo modo e poi, diciamo, dopo la guerra è andato un po' praticamente a scemare. Ma non parleremo di questo aspetto, poi magari, chissà, un domani parleremo poi, no, di questi aspetti, anche del recupero che io ho fatto e sto facendo su questo aspetto. Voglio soffermarmi su un canto particolare che è chiamato Lubaglionu. È un canto abbastanza conosciuto, diciamo così. Noi l'abbiamo ripreso e fatto esattamente, no, come lo cantavano gli anziani, ma è interessante capire che questo canto, Lubaglionu, quindi che potrebbe richiamare Suberdono, diciamo così, no, ha tre almeno particolarità di interpretazione, quindi non solo canora ma anche di, per esempio, litania sul defunto, di solito venivano fatte dalle donne, e anche una forma di canto, preghiera, recitazione, chiamiamola così per intenderci, corale, sempre femminile, con un altro tipo di melodia. Quindi passiamo da una melodia prettamente parlata, come in sardo si direbbe attitare sumurtu, no? Ha una melodia un po' più cantata, corale, femminile, per quindi accompagnare anche evidentemente le messe dei defunti, tutto in sassarese. E poi invece parliamo a una dimensione corale a quattro voci del canto a concordo, con una melodia che richiama quella più comune e conosciuta, utilizzata per il Dio ti salve Maria e anche per Suberdono, no, se vogliamo. Perché è interessante parlare di questo aspetto? Significa che la lingua sassarese ha una vasta tipologia di interpretazioni e di intenzioni. Quindi, come vedi, dall'aspetto poetico è un canto dove, per esempio, si inizia in questo modo, magari diciamo alcune strofe, giusto per intenderci, no? Intendi biccadora lughitti di zideo, a coa giubileo a confissarsi, Deo è pronto a abbracciarsi, domanda rubaglione, questa è un po' la prima strofa. Ecco che vediamo la dimensione del racconto, della persona che deve fare, come dire, diciamo così, intermedia, no? Deve interagire con delle persone per dire ciò che Dio fa. Quindi è un canto di preparazione per i defunti. Si può fare non solo in Settimana Santa, ma anche nei funerali, no, per dire. Quindi ha una forte carica poetica che riporta ovviamente al tema della preghiera. Come vedi, il sassarese si presta tanto a questo aspetto. Poi, ricordiamo, sono immagini poetiche molto forti. Sidazi Raggurona. Vedi, ci sono degli aspetti particolari che devono richiamare anche all'umiltà delle persone, no? Quindi l'ultimo periodo della tua vita dovrebbe essere un periodo preparatorio, e i nostri anziani lo sapevano bene. Poi frequentare, ovviamente, sai, non solo la messa domenicale
ancora una quarantina d'anni fa, ma ancora oggi molti sassaresi lo fanno, è come dire un aspetto forse primario per restare incollati a una dimensione religiosa che la vediamo però riportata anche nelle case, no? Sai, la poesia, la preghiera, le orazioni antiche. Ricordiamo che nel canto a concordo, molte persone non lo sanno, a Sassari si cantava in sassarese e in latino, il sardo non era praticamente contemplato nell'ambito del canto a quattro voci, che è quello che poi riprendiamo noi nel nostro gruppo. Quindi significa che c'è una continua, no, interazione con la lingua primaria, che è la lingua latina, primaria in ambito religioso. È interessante, un canto forse che bisognerebbe riscoprire, bisognerebbe riportare anche in ambito come dire, casalingo, se vogliamo dire così, nelle parrocchie, è forse un modo in più per ritornare a parlare il sassarese anche durante tutto l'anno nelle cerimonie religiose. Non mi permetto di dire durante la liturgia, perché quello è un ambito che ancora sta portando avanti. Io ho partecipato anni fa ad un convegno sulla liturgia in sardo quando è venuto Papa Francesco, quindi conosco bene il tema, ho partecipato come conferenziere. Però, sai, era interessante ricordarlo e magari dedicarlo anche a tutti i sardi del mondo, per ritornare sempre a questo bel discorso della dedicazione, per ritornare al fatto che molti sassaresi si sono dimenticati magari di molte cose nostre sassaresi, ma magari si ricordano delle cose di 50 un po' riportarli anni, indietro 60 anni fa. Sai, poi erano tutte cose che si vivevano per strada al centro storico, un centro storico che ha necessità di ritornare e di riappropriarsi di della propria identità anche. E credo che il canto a concordo possa essere un veicolo. Ricordiamo che il canto a concordo ha anche dei canti profani, noi ne abbiamo fatti diversi, sempre antichi, che non si cantavano più da più di 50 anni, abbiamo riportato anche l'Idre Re, no? Quindi è molto bello ricordarci e ricordarsi da sassaresi che siamo legati alla nostra tradizione. Bene, io so che tu ci hai portato una chicca che adesso faremo sentire in chiusura, anzi ne approfitterei appunto per dedicarla a tutti i nostri amici sardi che ci stanno seguendo in tutti gli angoli della terra, con una dedica particolare soprattutto ai sassaresi che vivono ormai lontano da tanto tempo. Va bene. Grazie Bruno, ci vedremo la prossima settimana. Certo. Dai, dimmi di che cosa parliamo. Continueremo questo viaggio con i simboli, no? Tu devi sapere che io mi occupo di linguaggio simbolico già da tanti anni e andremo a parlare di simboli su pietra, ma non diremo altro. Va bene. Di che zone parliamo? Tutta la Sardegna, anche Sassari è compresa, e molti non sanno che a Sassari ci sono questi aspetti architettonici. Un excursus in tutta l'isola in pratica. Certo. Va bene, noi ti aspettiamo per giovedì prossimo. Bene. Grazie Bruno, grazie a voi naturalmente rinnovo l'invito a seguirci su www.teleg.tv. Grazie ancora, buon proseguimento di trasmissione. Di